È stata presentata oggi in commissione d'inchiesta sui FAS la relazione finale del lavoro della commissione stessa. Il lavoro è un lavoro molto cospicuo, una relazione molto voluminosa che ora sarà vagliata, letta da tutti i commissari della commissione, sarà votata nella prossima seduta della stessa commissione per poi approvare in consiglio per l'approvazione finale. È il frutto di un lavoro molto intenso, delle tante audizioni che abbiamo fatto e di tanti allegati che poi abbiamo chiesto ai vari soggetti interpellati. È un lavoro che ha come obiettivo fare ordine su quelle che sono state le vicende. Come commissione d'inchiesta presenteremo una mozione alla Giunta regionale volta a rafforzare le azioni che devono mirare la salvaguardia della salute dei cittadini e dell'ambiente contaminato dal FAS.